Alleluia, buonasera, pace a tutti. Alleluia, alziamoci in piedi. Se tu ancora non hai preso la mano del tuo fratello per dare quello saluto, hai ancora l'opportunità di prendere la mano del tuo fratello e dire: tu sei benvenuto nel nome di Gesù. Alleluia. Cantiamo insieme. Glorioso, noi cantiamo glorioso, così con le mani. Noi gridiamo: Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò. Glorioso, nessuno è come te. Sarà per sempre e sempre, non cambi mai. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Cristo è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Cristo è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Glorioso, la Chiesa. Glorioso, noi gridiamo: Cristo ti loderò, tuo nome innalzerò. Glorioso, nessuno è come te. Nessuno. Oh, tu regnerai, Chiesa, e tu vivrai. Il tuo amore sarà per sempre e sempre, non cambi mai. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Cristo è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Cristo è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Glorioso, noi cantiamo glorioso, noi gridiamo: Cristo ti loderò, tuo nome innalzerò. Glorioso, alleluia. Glorioso, noi cantiamo glorioso, noi gridiamo: Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò. Glorioso, insieme: nessuno è come te. Alleluia. 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 Chiudete i vostri occhi. Grazie, Signore.
Oggi vogliamo soltanto ringraziarti, oh Padre, perché tante volte noi dimentichiamo di questa parola, ma oggi qui vogliamo ricordare del sacrificio vivo nella croce. Noi vogliamo qui ricordare che la vita che ci hai dato è suprema, è importante, è tutto per noi. La grazia, la pace che ci dai, non la pace come il mondo dà, è tutto per noi, Signore. E oggi vogliamo ringraziarti, Signore, ringraziarti per tutto, ringraziarti per la vita, per la famiglia, per i figli, per la chiesa che abbiamo, per i nostri fratelli. Vogliamo ringraziare per l'aria che respiriamo, Padre. Grazie di tutto. Grazie di essere oggi qui, oh Padre, per adorare il tuo nome. Grazie di tutto, Padre. Grazie di tutto, Padre. Ricevere la nostra lode, ricevere la nostra adorazione come forma di ringraziamento. Oh, alleluia. Alleluia, alleluia. Dio, la tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Tu puoi cantare questo? Ti amo, Dio. Oh, grazie. I miei giorni sono Dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele negli anni. Mio respiro, io canterò la bontà del mio Dio. Tua dolce voce, tua dolce voce che mi guida in mezzo al fuoco, nell'oscurità, tua presenza mi conforta. So che sei mio Padre, il mio amico sei. Io confido la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà,
seguirà, Signore. Io mi arrendo a te, io vivrò solo. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. Mi arrendo a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Sei fedele, sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Si può dichiarare: sei fedele, sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. Io canterò la bontà del mio, la tua bontà, la Chiesa, la tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Alleluia, alleluia. Santo, 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 Spirito Santo, Molte generazioni arrese in lode, cantando una canzone all'agnello. Quelli che sono andati da te e quelli che crederanno, cantando una canzone all'agnello. Dichiariamo che il suo nome è il tuo nome. È il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è sopra i troni, sui troni e i domini, governi e poteri. Il tuo nome è al di sopra di tutto e gli angeli clamano. Tutta la creazione dichiara: esaltato sei, santo, santo per sempre. È stato perdonato e redento. Canta una canzone a colui che è libero e porta il suo nome. Canta una canzone all'agnello.
e per sempre canteremo amen. E gli angeli clamano santo, tutta la creazione santo, esaltato sei, santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai santo, santo per sempre. Dichiariamo che il suo nome è il tuo nome, è il più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Dichiara che il suo nome è il tuo nome, è il più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è sopra i troni, sui troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano santo, tutta la creazione esaltato sei, santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai santo, santo per sempre. Dichiariamo che il suo nome è il tuo nome, è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome. Sui troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome dichiara la sua grandiosità. Il tuo nome dichiara con tutta la tua forza che il suo nome è al di sopra di tutto, sopra i troni e i domini, sui troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome ancora una volta dichiara che il suo nome è il tuo nome è più alto, oh, è più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto, sui troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome e gli angeli clamano santo, dalla dichiara che tu sei santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai santo, santo per sempre, tu sempre sarai.
sarai, tu sempre sarai. Santo per sempre, dichiara che lui sempre sarà, tu sempre sarai l'unico. Santo per sempre, tu sempre sarai santo. Tu sempre sarai, tu sempre sarai. Tu sei degno di lode, tu sei degno di lode. Tutto è per te, tutto viene da te, tua è la gloria. Tu sei degno di lode, solo tu sei degno di lode. Tutto è per te, fuori da te, tua è la gloria. Tu sei degno di lode. Sì, tu sei degno di lode. Tutto è per te, tutto viene da te, tua è la gloria. Dichiara con tutta la tua forza che lui è, tu sei degno di lode. Tu sei degno di lode. E tutto è per te, tutto viene da te, tua è la gloria. Tua è la gloria, Signore. E tutto è per te, tutto viene da te, tua è la
ti lasciamo. Que momento precioso. Oh Signore. Aleluia, aleluia. Noi ti innalziamo, noi ti innalziamo, ti innalziamo. Alleluia! Glória Santissima, glória ao teu nome. És soberano. E nós cantiamo santo, 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 Adoriamo il tuo nome, Gesù. Adoriamo la tua presenza. Adoriamo, Signore, colui che è qui in mezzo a noi, l'altissimo, grandissimo Dio, sovrano, al di sopra di ogni altro nome, al di sopra di ogni altro nome. Tu sei il nostro Dio, al di sopra di ogni altro nome, al di sopra di ogni altro nome, Gesù. Tu sei Dio. Tu sei degno, tu sei degno. Noi adoriamo la tua presenza, Dio. Noi adoriamo il tuo nome, perché solo tu sei degno. Solo tu sei degno. Solo tu sei degno, Gesù. Solo tu sei meritevole. A te che sei degno, noi adoriamo il tuo nome. Degno è il tuo nome.
La morte ha vinto. La morte sei invincibile, inigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu è il regno, il tuo è la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. La morte ha vinto, il velo hai strappato, la tomba, il cielo, il cielo. Sei invincibile, inigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu è la gloria, sopra ogni nome. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, In nome di Gesù il nome, è nostro. nomi sopra ogni nome, ma che nome bellissimo, Nulla. nulla è pari a te, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù, ma che nome bellissimo, Jesus. il nome di Gesù. Jesus. Alleluia. Applaudo il nome del Signore. E celebriamo il tuo nome, Gesù. A tu che sei degno di ogni lode, di ogni adorazione. Noi ci arrendiamo alla tua presenza, alla tua volontà, Gesù. Alleluia. Amém? Potete sedervi. Spegniamo le luci che c'è un bel video. Tutti quelli che sono battezzati sono qui. Mancano penso 2 oggi. Ma state attenti adesso che c'è un video. Tu credi che Gesù Cristo è il Salvatore e è il Signore della tua vita? E allora noi oggi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che oggi questa giornata possa significare, segnare qualcosa di nuovo nella loro vita. Ma la lasceranno per rinascere come nuove creature e camminare in novità di vita. Romani capitolo 6 versetto 4. Siamo dunque stati sepolti con Cristo mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. E che noi come Chiesa possiamo fortificarli con le nostre preghiere, con il nostro aiuto, con la nostra vicinanza, perché anche loro hanno bisogno giorno dopo giorno di essere fortificati. Che Dio sia con loro e che noi come Chiesa possiamo essere con tutti quanti loro. Noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. I've seen many searching for answers,
prendetevi con la certezza che Gesù può vivere in questi alimenti. Quando voi prenderete la Santa Cena, Lui può ritornare a riconciliarvi con il Padre, può ritornare a avere un effetto sovrannaturale nella vostra vita. Tu credi che Gesù Cristo è il Salvatore e è il Signore della tua vita? E allora noi oggi ti battezziamo nel nome del Padre. Amém, glória a Dio. Amém? Che bella giornata è stata vedere anima che si arrendano a Gesù. Amém? Vorrei invitare qua i nostri presbiteri, Luciano e Daisy, che ci aiuteranno a consegnare i nostri certificati. Mancano qua il nostro fratellino Vinícius. Potete accendere anche le luci del tempio, per favore? Amém? Chiamiamo qua per ricevere il suo certificato Marina. Alleluia. Chiamiamo qua il nostro fratello di Guinea-Bissau, rappresentando questa famiglia che è una benedizione per questa chiesa, il nostro fratello Eduardo dos Santos. Amém. E Vinícius non c'è oggi, lo consegniamo la settimana prossima. La nostra sorella della Jugoslavia, che rappresenta la nostra nazione di Jugoslavia, Micaela. Amém. Abbiamo anche la sorella di Marina e vogliamo chiamare qua la sua mamma per ricevere. La Giulia non è qui oggi perché la Giulia è una ragazza straordinaria. Lei sta vivendo un tempo straordinario. Lei è a Napoli che sta facendo una cosa bellissima, che tra 3.000 persone lei è già tra i 90. È rimasta tra i 90 e è un incarico molto difficile. E è da mercoledì che è lì, vero? Vieni qua. È da mercoledì che aspetta un attimo che pregheremo per Giulia. E noi pregheremo perché lei rimanga fino a mercoledì. Sono 9 posti. Da 3.000 candidati sono 9 posti. Vieni qua, vamos. Sono 9 posti. Noi crediamo che il Signore ha un piano per la Giulia. Lei ci entrerà in nome di Gesù, amém? Puoi pregare per lei, Daisy, che è per Giulia. Preghiamo, intercediamo come Chiesa per loro. Amém. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, perché siamo qua insieme a te, insieme ai nostri fratelli, Gesù. E in questo momento, specialmente, Gesù, mettiamo davanti a te la vita da Giulia, Pai. Tu sai quello che lei sta vivendo adesso, Gesù, e chiediamo a te, sia con lei, Gesù, che lei possa essere una benedizione dove va, e che quello che sta facendo adesso, Dio, sia per la tua gloria e per onorare al Signore in tutto il tempo. Ti ringraziamo per la vita della loro famiglia, della famiglia di Giulia. Ti ringraziamo perché sono una benedizione per questa Chiesa anche. È in tuo santo nome che preghiamo. Amen. Amém. Amém, alleluia. Alleluia. Adesso possiamo passare il video del Beyond. Avevo detto di passare solo i banner, però passiamo il video, per favore. Che abbiamo di avvisi solo i Beyond oggi, vero? Potete spegnere la luce di nuovo.
Eu quero ser fiel com os 250, ser completo e realizado com isso. Alleluia. Amém. Manca um po' più di un mese al nostro evento. Chi non si è iscritto, per favore, iscriviti. Fino al 1 agosto è un prezzo e poi dal 1 agosto in poi saliremo il prezzo, perché mi stanno già chiedendo di comprare i biglietti e costano tanto. Mi hanno chiesto anche valigie, mi hanno chiesto di portare strumenti, mi hanno chiesto tante cose. È un evento che ha un costo molto alto, ma che vengono persone di tanti luoghi, nazioni. L'anno scorso è venuto delle persone da 9 ore di Verona in un piumino, e quindi chi fa parte di qualsiasi ambito dell'arte, della danza, dell'adorazione, della chiesa, vuoi imparare. Ci saranno i pastori che ministreranno, ci saranno la parte, un tempo di adorazione molto lungo alla parte della sera, e ci sarà anche workshop che ci farà il pastor Pedro Neto, che è un compositore, un direttore musicale, e lavora con tante persone in questo mese e ci aiuterà e ci darà un po' di direzione su questo ambito. Quindi se tu non sei iscritto fino al 30, iscrivetevi. Se non sapete come, cercate un po' di persone. C'è Natasha, c'è Samara, c'è Sofia, c'è Rosy, c'è tutti, c'è Cassia, cercate anche Cassia. Amen? Amen? Amen. Preghiamo per le 10 offerte. Siccome vedete, sono un po' persa perché non c'è mio marito, e quando non c'è mio marito non so cosa fare. Preghiamo per le 10 per le offerte in questo momento. Alza la tua mano così. Padre, noi ti ringraziamo, Signore, noi ti ringraziamo per questa chiesa. Signore, noi ti ringraziamo per questo tempo vicino a te, per questo tempo di adorazione. Noi ti ringraziamo per ogni persona che è qui. Noi ti ringraziamo, Signore, per la tua presenza, Signore, al di sopra di ogni cosa, Gesù. Noi ti ringraziamo per ogni persona che porterà la sua decima, la sua offerta nella tua casa, Signore. Signore, versa su di loro la tua benedizione, Signore, prospera questa chiesa, Signore, prospera i tuoi figli, Signore, apri porte, Signore. Noi ti ringraziamo, Signore, perché in questo tempo noi abbiamo sentito, Signore, che il Signore ha aperto porte di tante persone per affittare un appartamento, Gesù. E questo noi sappiamo che è un tempo difficile, ma noi ti ringraziamo, Signore, perché noi sappiamo che questa porta è stata aperta dal Signore, Signore. Grazie per quello che stai facendo, Signore, per noi. Grazie per il movimento che stai facendo in mezzo a noi, Padre. Grazie per ogni persona che mantiene quest'opera viva, Signore. Grazie per ogni persona che offerta nella missione della nostra Chiesa, Padre. Noi sappiamo che stiamo seminando per il tuo regno, Signore. Non per noi, Signore, ma per il tuo regno, Gesù. Noi ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen.
Amém, Signore. Io ti ringrazio, Signore, per questa parola. Io ti ringrazio, Signore, per ogni vita che è qua, Signore. Io ti chiedo questa sera, Padre, di aprire i cuori. Signore, ti chiedo questa sera di ministrare i loro cuori, Signore. Io so che questa parola non è mia. Io so che quello che sto portando non è mio, Gesù. E non ho il potere di fare nulla, Signore, se non pelo tuo Spirito Santo, e il tuo Spirito Santo che si muove in mezzo a noi, Signore. Ministra i cuori dei tuoi figli, Signore. Ministra i cuori della tua Chiesa, Signore. Signore, parla con loro, Signore, che loro possano, Signore, avere la mente aperta, i cuori aperti per ricevere, Signore, che la tua parola possa trovare, Signore, un posto, Signore, nel loro cuore, che non venga a entrare da un orecchio e uscire dall'altro, Signore, ma, Signore, che loro possano esercitarsi e vivere questo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amém? Marco capítulo 9, versetto 14. É a terza volta. Potete alzare un pochino di più la luce qua del tempio, perché non vedo le facce. Ok, adesso vedo. È la terza volta in un mese che io predico questa parola. Avevo preparato un'altra parola, ma Dio voleva che predicassi questa parola, ministrato molto forte. Io cercavo di preparare l'altra parola, ma non riuscivo ad arrivare fino alla fine. Ho ministrato a un gruppo che facevamo devozionale insieme. Abbiamo letto tutto il libro di Marco e il giorno che dovevo ministrare io c'era questo capitolo qua. Poi ho ministrato anche lunedì in un raduno di sorelle dei leggendarios e questa parola continua a bruciare dentro il mio cuore, perché è qualcosa che veramente ho pregato per questo. Dio ha parlato, quando ho letto questa parola Dio mi ha parlato tantissimo e quindi è qualcosa che c'è nel mio cuore, e quando Dio ci parla lì possiamo ministrare la vita delle persone. Come sapete, il pastore non è qui, ma è ai Leggendarios. Non solo lui, ma Daniel, uno dei nostri batteristi. Chi altro? Chi altro c'è? Aí papà suo, João, c'è João, poi c'è Fernando, poi c'è anche Luca. Chi altro c'è? C'è qualcun altro? Non so. Ah, c'è il fratello Paolo. C'è Anderson. Amém. Preghiamo per loro. Loro stanno vivendo veramente qualcosa di straordinario lì. Chi è già andato ha vissuto. Abbiamo visto dei video, delle foto che stanno piangendo, pregando, leggendo la parola. Oggi pomeriggio il nostro pastore è lì che ministra la parola, ha ministrato penso 5-6 volte in questi 4 giorni. Sapete che lui ha un po' la costola rotta e quindi andare in montagna con la costola rotta è un po' difficile, ma lui è lì, non ha voluto mollare, è lì. Preghiamo per lui, che lui torni da lì sano e veramente guarito. Amen? 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 Amen. Leggiamo la parola del Signore. Vangelo di Marco, capitolo 9, versetto 14. Si riesce a mettere per me qua, Danilo? Perché così non urlo nell'orecchio dei fratelli. Amen, amen, amen. Alleluia. Penso che è... Non so. Non capisco. Amen. Marco capitolo 9, versetto 14 in poi dice così. Giunti presso i discepoli, videro intorno a loro una grande folla e degli scribi che discutevano con loro. Subito tutta la gente, come vide Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarlo. Egli domandò: di che cosa discutete con loro? Una della folla gli rispose: Maestro, ho condotto da te mio figlio che ha un spirito muto, e quando impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra, ele schiuma e stride i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo schiacciassero, ma non hanno potuto. Gesù disse loro: ó generazione incredula, fino a quando sarò con voi?
Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Glielo condussero e come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni e caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre: da quanto tempo gli avviene questo? Ele gli disse: dalla sua infanzia. E spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli disse: dici se puoi? Ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito imundo dicendole: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarci più. Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì. E il bambino rimase come morto, e quasi tutti dicevano: è morto. Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed ele si alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: perché non abbiamo potuto schiacciarlo noi? Ele disse loro: questa specie di spiriti non si può uscire in altro modo che con la preghiera. Amen? Come ho detto, questa parola mi ha parlato tanto al mio cuore. E tutti noi abbiamo già letto il libro di Marco, e io ho già letto questo capitolo. Ma se tu lo leggi questo capitolo con l'occhio di una persona che non sei ancora sposato, che non hai ancora dei figli, c'è un senso. Ma quando tu cominci a leggere con gli occhi di una madre, quando tu cominci a leggere con gli occhi di un genitore, tu vedi la disperazione di quest'uomo. Tu cominci a capire la disperazione di quest'uomo. Lì dice che lui era dalla nascenza che viveva questo, e che questo spirito immondo lo gettava nel fuoco e nell'acqua. Tu immagini come madre e padre di un figlio che vive questo per così tanti anni. E non so quanti anni aveva questo ragazzo, ma tu immagini avere dei sogni per i tuoi figli e vedere che questo succede con tuo figlio, che disperazione che ti viene nel cuore. Io non so se è mai successo a voi, ma io quando vado in Brasília succede molto questo, di trovare giovani ragazzi buttati in mezzo alle strade, drogati, buttati lì, sporchi, annusando quelle cose che gli fanno male al corpo, distruggendo la sua anima. E io, dopo che sono diventata madre, guardo questi ragazzi con l'occhio di una madre, perché quando tu sei incinta, tu fai piani per i suoi figli, tu hai desideri per i tuoi figli, tu hai sogni per i tuoi figli, tu pensi a quello che loro saranno, tu pensi a come loro vivranno, tu pensi a quello che conquisteranno, tu hai dei sogni per i tuoi figli. E io guardo quei bambini lì, e guardando quelle persone buttate in mezzo alla strada, io ho pensato: che cosa starà vivendo questa madre? Che cosa starà vivendo questo padre che ha avuto un sogno per questo figlio, che è cresciuto nel suo grembo, che pensava: che cosa sarà il mio figlio? E non aveva mai immaginato che il suo figlio sarebbe diventato uno che si butta per la strada, drogandosi, distruggendo la sua vita. Questo ragazzo aveva un spirito immondo, e non immagino, la Bibbia non dice, ma penso che quest'uomo ha cercato aiuto in tutti i modi possibili, perché un papà che vuole vedere, perché lui è arrivato da Gesù e prima ha parlato con i suoi discepoli: schiaccia questo demonio al mio figlio. Non era da oggi che loro stavano vivendo questo qua.
E se noi guardiamo con un occhio dei genitori, noi vediamo e noi capiamo questo dolore e questa sofferenza. Noi vediamo quello che sta vivendo. Perché noi genitori siamo stati chiamati a proteggere i nostri figli. Noi genitori siamo stati chiamati, a volte noi sentiamo così e dici, guarda, i nostri figli sono del Signore, il Signore lo proteggerà. Noi capiamo questo, noi preghiamo per questo, noi crediamo in Dio. Ma quello che noi possiamo fare, noi dobbiamo fare per i nostri figli. Ah, tu pensi così, mio figlio sono dei Signori, nulla di male succederà. Ma tu immagina un attimo quella Jochebed che da un decreto di morte ha dovuto mettere suo figlio dentro un cesto e buttarlo dentro acqua. Ti immagini, Luana, mettere Matteo dentro un cesto e buttarlo dentro acqua? Io penso che se succedesse oggi con me, io direi, no, io pregherò, Dio libererà mio figlio. Non so se avrei coraggio di Jochebed, di mettere mio figlio e buttarlo nell'acqua per salvarlo. Anche se Mosè, stiamo parlando di Mosè, Dio aveva un piano per Mosè, Dio aveva progetti per Mosè, ma anche così la sua mamma ha dovuto prendere una decisione per salvare suo figlio. E noi abbiamo questo senso di protezione. Allora non è solo Giuseppe che ha dovuto passare, Jochebed che ha dovuto passare per questo, ma Gesù, il figlio di Dio, ha dovuto essere protetto dalla morte. Hanno dovuto scappare. La Bibbia dice che Giuseppe e Maria hanno dovuto scappare in Egitto perché volevano uccidere Gesù. Ma Maria sapeva che Gesù era il figlio di Dio e poteva dire, no, Dio proteggerà, sto qua, rimango qua, perché Dio proteggerà Gesù. Noi abbiamo un compito. E per questo noi vediamo qua quest'uomo disperato, perché lui aveva e sentiva questo: io devo proteggere mio figlio, lo porterò da Gesù, la porterò da Gesù. E a volte noi dobbiamo prendere decisioni che a volte noi sentiamo, il cuore di mamma sente, vero? Il cuore di mamma sente quando il suo figlio è in pericolo. Il cuore di mamma sente quando il suo figlio è lontano. Il cuore di mamma sente quando il suo figlio si è allontanato da lei. Ieri stavamo facendo, io e alcune persone stavamo facendo 24 ore di digiuno e preghiera. Noi stiamo facendo non per avere qualcosa, non per vincere qualcosa, non per guadagnare qualcosa, ma per combattere per un'anima che noi la preghiamo per loro da più di 10 anni. Per combattere per vite che noi preghiamo per queste vite, e loro sono lì a vivere questo momento. E noi abbiamo dichiarato che il Signore restaurerà la vita di questa persona, ma noi eravamo qua a combattere insieme. E io ero in digiuno e la Cris c'è qua, no? E la Cris mi ha chiamato e ha detto: Andrea, posso portare i bambini in piscina? E dove è mio figlio Benjamin? E Benjamin ama andare in piscina com os seus amigos. Ci sarà Miguel, ci sarà Rafinha, ci sarà Crico, ci sarà tutti. E io non ci sono, ma il mio cuore era così chiuso, perché io so che quando noi stiamo combattendo contro l'inferno, perché queste vite l'inferno aveva pensato già di aver vinto contro di loro. L'inferno pensava che aveva distrutto già la sua comunione con Dio, ma nel nome di Gesù noi abbiamo dichiarato salvezza per queste persone, noi abbiamo pregato per questo. E quando noi entriamo in guerra contro l'inferno entra in guerra contro di noi. Non possiamo pensare che noi stiamo combattendo contro l'inferno e l'inferno non cercherà di attaccarci, non cercherà di attaccarci alla nostra casa. Noi dobbiamo pregare per protezione, noi pregare perché Dio agisca.
Nós devemos essere consapevoli che noi stiamo entrando in una guerra. E il mio cuore non era così leggero di mandare i bambini. Allora gli ho detto alla Cris: guarda Cris, non lo so. E lei ha detto: guarda, anche io non me la sento, se tu vai mandare, puoi mandare. Io ho detto: questa è la risposta di Dio. Per me già il mio cuore era appesantito, adesso per me non lo vanno più. I bambini sono rimasti tristi. Lì hanno detto: non mi piace il digiuno, non mi piace il digiuno, mamma, perché devi stare senza mangiare? Non mi piace il digiuno. E non capiva perché cosa c'entrava. Io ho detto: papà è in montagna, io sono in digiuno, non c'entrava. Cosa c'entro io che non posso andare in piscina perché tu stai senza mangiare? E non capiva questa cosa. Però noi dobbiamo a volte prendere una posizione di un genitore e proteggere i nostri figli. Quello papà era in sofferenza, ma quel papà è arrivato da Gesù. Ma prima di arrivare da Gesù, lui è arrivato dai suoi discepoli. E arrivando dai suoi discepoli ha chiesto a loro: ma loro non sono riusciti, non so se hanno cercato di schiacciare quel demone, non so se qualcuno di voi, chi ha già avuto esperienza con il mondo sovrannaturale qua? Schiacciato demoni, visto demoni. Se tu non credi in questo, puoi cominciare a credere, perché esiste. Ho già ricevuto un calcio che mi è rimasto mesi con il dolore nella gamba. Ho già ricevuto morsi. Il diavolo mi diceva: io ti ucciderò. Tutte queste cose qua. Le persone si trasformano in un'altra persona. Il mondo spirituale esiste veramente. E se noi non crediamo, è ora di noi cominciare a credere, perché se noi crediamo che il cielo, che gli angeli esistono, noi crediamo anche che esiste qualcuno che combatte, perché noi molliamo ogni giorno. E quando noi non percepiamo, il nemico sta combattendo. E questo ragazzo è arrivato da Gesù. E lui ha detto a Gesù: abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù le dice: se poi, in questa parte qua io ho trovato molto bello, perché l'uomo ha detto: Gesù, se poi, e Gesù ha detto: se poi, come si dice, lo dice a me? Con chi parli? Con chi pensi che stai parlando? Se poi, ogni cosa è possibile perché per colui che crede. Gesù in quel momento, Gesù ha il temperamento perfetto. E io penso che in quel momento lì era proprio un colérico che diceva, proprio a me dice: cosa stai dicendo? Ogni cosa è possibile a chi crede. Ogni cosa è possibile a chi crede. Quando Gesù dice questo, Lui non sta dicendo: io farò qualsiasi cosa. Lui dice: se tu credi, io posso fare qualsiasi cosa. Il nostro Dio può fare qualsiasi cosa, ma se noi crediamo che Lui può fare. E il pastore ha predicato settimana scorsa una parola e ha detto una frase che mi è rimasta molto nel cuore. Dice così, che noi non dobbiamo essere pronti, ma di essere convinti. Noi non dobbiamo essere di dire: io sono pronto, eccomi qui, faccio tutto, so fare, manda a me, io sono. Ma tu devi essere convinto che vuoi fare quella cosa. Tu devi essere convinto che tu veramente desideri quello. Io penso che tutti i grandi della Bibbia, se tu pensi, loro, nessuno era pronto. Nessuno si sentiva pronto per andare davanti a un mare, per prendere un popolo e portare in mezzo a un deserto. Tu pensi che responsabilità e coraggio. Tu dici a qualcuno: seguite me, andiamo in deserto, che il mio Dio vi libererà. Io penso che nessuno è pronto per questo, ma tu devi essere convinto che tu vuoi fare questo.
convinto che tu hai una decisione, che hai preso una decisione che tu puoi fare questo. Quando il Signore ci ha chiamato come pastori, noi non ci sentivamo per niente pronti, ma noi eravamo convinti che volevamo che questa chiesa fosse una potenza di Dio in questa nazione. Noi non ci sentiamo pronti fino adesso, ma noi siamo convinti che il Dio che ha chiamato questa chiesa, che il Dio che ha chiamato ognuno di voi, può fare un'opera grande in questa nazione, può trasformare vita in questa nazione. Quando Dio ha chiamato Isaia, quando Dio ha chiamato Maria, nessuno di loro era pronto, ma erano convinti di fare la volontà del Padre. Oggi Dio non ti chiede di essere pronto per fare qualsiasi cosa, ma di essere convinti che tu puoi fare ogni cosa che il Signore ti dirà di fare. E questa predicazione, questa parte della predica ha parlato tanto con me, perché molte delle volte io dico: Signore, manda un altro che è più bravo di me, o se il Signore me lo dice: Andrea, vai, io sempre vedo una persona più preparata di me, ma quella parola è rimasta nel mio cuore. Tu sei convinto che tu vuoi lavorare per me, che tu vuoi agire nel mio nome, che tu vuoi andare dove io ti dico di andare. E quell'uomo ha risposto. Subito il padre dei bambini esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Qua c'è un controsenso, vero? Perché o tu credi o tu non credi. Io credo e poi subito dici: vieni in aiuto alla mia incredulità. Cos'è che vediamo qua? Vediamo un papà che ha combattuto e ha lottato per la storia, per il suo figlio da anni. Cos'è che vediamo qua? Un papà che ha corso da tutte le parti cercando aiuto per il suo figlio. Un papà che ha visto il suo figlio essere gettato nel fuoco, essere gettato nell'acqua, nel fuoco, che questo nemico ha cercato di uccidere il suo figlio. E con il passare degli anni, con la nostra difficoltà, e non so se succede anche con voi, ma con me succede. E questa parola ha parlato tanto con me, che quando io ho letto questo, eu ho cominciato a gridare dentro casa mia: vieni aiuto alla mia incredulità, Gesù. Vieni aiuto alla mia incredulità. Perché con il passare degli anni noi cominciamo a guardare le cose con i nostri occhi umani e non con gli occhi sovrannaturali. Noi crediamo che il nemico si è alzato contro di noi, che il nemico può toccarci, che il nemico può toccare la nostra vita, che il nemico può fare cose contro di noi, ma non crediamo più che Dio può liberarci da ogni cosa, da ogni situazione. Io non so a chi tu hai portato i tuoi problemi, io non so a chi tu hai portato la tua situazione, ma se tu hoje dici: Signore, se tu puoi, Dio ti sta dicendo: se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede. E io ho cominciato a urlare dentro da mia casa: Gesù, vieni incontro alla mia incredulità. Anche se sono 40 anni credenti, ma esistono cose che noi pensiamo con i nostri occhi umani, noi pensiamo con le nostre forze, noi cerchiamo di aggiustare. Ah, Signore, se io faccio così, inquadro così, metto così, incastro così, allora riuscirò a farlo. E quando noi non riusciamo, cominciamo a non credere. Perché? Perché noi abbiamo portato da tutte le persone in giro, ma non da Dio, ma non da colui che può ogni cosa. E quando arriviamo da Gesù siamo già lì, con il nostro spirito, con la nostra fede fiacca. Portiamo da Gesù come se Lui fosse l'ultima uscita per noi.
Portiamo da Gesù come se Lui fosse quello che, se niente risolve, allora vado da Gesù. Se niente succede, allora vado da Gesù. Se niente cambia, allora vado da Gesù. Questo demone non può uscire se non com la preghiera. Quante volte tu stai pregando? Quante volte tu stai avvicinando al Signore, parlando com Dio di qualsiasi cosa, della tua difficoltà? Quanto è lontano il tuo cuore da Dio? Quando tu arrivi da Dio, arrivi soltanto per chiedere qualcosa, quando sei in disperazione completa, quando hai cercato aiuto da tutte le altre parti, quando è andato da tutte le altre posti possibili, e arrivi da Gesù e dici l'ultima soluzione. Se puoi fare qualcosa, fallo tu. Ma lì la tua fede è già lontana, la tua fede è già distante da Dio. E Dio ti risponde: ogni cosa è possibile a chi credere. Ma chi credi? Ma tu credi? Ma tu credi? La Bibbia ci insegna a aumentare la nostra fede, dice così, che la fede viene dall'ascoltare e ascoltare la parola di Dio. E noi abbiamo un pastore qua che continua a dirci di leggere la parola. Noi abbiamo un pastore qua che continua a dirci, perché nella Bibbia noi ascolteremo la parola del Signore, noi sentiremo le storie che aumenteranno la nostra fede. Enrico ha cominciato, oggi c'è l'Adriana, la mia amica. Enrico ha cominciato a leggere la Bibbia e diceva così, perché l'Adriana le ha detto che aveva letto tante volte la Bibbia, e lui dice: chi riesce a leggere così tanto la Bibbia? Io leggerò una volta, se riesce a leggere la Bibbia una volta. Oggi lui legge tu arrivi in casa, è sempre la Bibbia aperta sopra il tavolo, è sempre lì a mangiare e a leggere, perché lui non capiva. E lui non capiva perché una persona leggeva tanto la Bibbia. Ma quando lui ha cominciato a leggere la Bibbia, il suo cuore ha cominciato a volere di più, di più, di più, di più, di più, di più. E oggi cos'è? Che lui dice: io non capisco chi non legge la Bibbia. Perché se tu vuoi ascoltare la parola di Dio, la voce di Dio, se tu vuoi accrescere la tua fede, se tu vuoi alimentare la tua anima, tu devi ascoltare e leggere la parola del Signore. E quando noi vogliamo qualcosa del Signore, quando tu vieni a chiedere un aiuto a me, se tu dici assim, eu non ci riesco a vincere questa battaglia, non ci riesco a supportare, tu troverai sempre una risposta. Leggiamo la Bibbia insieme. Eu já letto la Bibbia aqui com più di 20 persone qua. E se la persona dice: guarda, ou se la persona comincia, un giorno io e un giorno te, un giorno io, un giorno te. Se io faccio il mio giorno e tu non fai tu, io aspetto che tu fai tu. Perché noi non siamo amuletti. Noi non siamo amuletti della sorte. Quando qualcuno arriva con un problema e dice: eccolo il mio problema, prega per me. No, noi dobbiamo essere persone che insegnano voi ad avere la fede salda in Dio e non in noi. Se tu hai portato il tuo problema a me e io non ho risolto, a tua fede non può essere distrutta, perché io sono imperfetta e eu non posso niente. I discepoli che andavano con Gesù hanno fallito con questo papà. Io non sono nessuno. Se tu hai portato i tuoi problemi a una persona che tu pensavi che avrebbe risolto il tuo problema e nessuno ha risolto, Gesù forse sta aspettando che tu cominci a camminare con Lui e che tu abbia abbastanza fede perché Lui possa agire nella tua vita. Ho sentito un pastore che ia predicando e ha detto così: quando io devo pregare per qualcuno, io guardo e cerco chi è pronto per ricevere quella benedizione. Se io sento nello spirito che quella persona ha fede, allora io chiamo quella persona. A volte persone che non camminano e ritornano a camminare perché hanno fede per ritornare a camminare, hanno abbastanza fede. E quando queste persone cominciano a camminare davanti agli occhi degli altri, gli altri cominciano a avere fede. Perché se io chiamo uno che vuole soltanto la guarigione,
O voglio soltanto che essere guarito, ma non voglio camminare con Gesù. Non ha fede. Io pregherò lì forse tutta la notte nella sua testa e lui non sarà guarito. Noi dobbiamo sapere e capire qual è il nostro limite. Tu sai qual è il tuo limite? Chiedi al fratello che è vicino a te. Tu sai qual è il tuo limite? Io beverò acqua, non esiste. Berò acqua e tu chiederai al tuo fratello. Tu sai il tuo limite? Tu sai il tuo limite? Sai perché quell'uomo ha detto vieni incontro alla mia incredulità? Perché lui ha capito il suo limite. E lui ha capito che lui credeva che Gesù poteva farlo, ma che lui era ancora incredulo dentro del suo cuore. E quell'uomo ha capito. Tu hai capito il tuo limite? Dove è che vuoi arrivare? A volte noi ci sentiamo, Gesù manda me, io voglio andare in Africa, voglio andare in tutti i posti del mondo a predicare il Vangelo, io voglio andare per le strade a ministrare, Signore, invia-mi alle nazioni, senza intendere e compreendere che siamo già in una nazione che Gesù ci ha inviato per predicare il Vangelo e noi siamo qua a chiedere di andare oltre. Se noi pensiamo oggi che a volte noi non riusciamo a fare un digiuno, se noi non riusciamo a fare un digiuno, un giorno completo, noi chiediamo al Signore di inviarci. Inviaci, Signore, inviaci in Africa, lì dove la fame, le persone sentono la fame, dove tu passerai la fame. Inviami, Signore, ai posti perseguitati, dove a volte non comprendiamo il nostro limite. Signore, usami, Signore, io voglio fare questo, io voglio fare quell'altro, io voglio fare quell'altro. Mi hanno chiesto che cosa è necessario per essere pastore. E io ho detto niente di più che sopportazione. Quanto tu riesci a sopportare? Quante provazioni tu riesci a sopportare? Niente più di questo. Se tu riesci a sopportare, se tu riesci a abbracciare, a ricevere, a amare qualcuno che ha girato le spalle, allora tu sei pronto. Quanto noi riusciamo a sopportare oggi per Cristo? Qual è il tuo limite? Qual è il tuo limite? E io volevo andare alle Leggendários perché mi sentivo forte, coraggiosa. Ho cominciato a guardare quei video là, sai? Quei video di quelle persone in mezzo alla foresta che rimangono che lo lasciano là senza cibo per settimana, che devono cacciare da solo, che devono fare fuoco da solo. Com'è? No, isso não, largados e não sei o que eu não guardo, não. Os que eu vejo tem roupa. Outlast, uma coisa assim. Eu vi só anche un credente là dentro che ha predicato con il suo esempio, ho pianto, non c'era niente, e io piangevo in quella cosa là perché lui non ha voluto fare delle cose perché ha detto io non sarò la mia coscienza non mi lascia fare perché io credo in Dio, e ha predicato con il suo esempio. E questo reality, non so come si chiama, c'erano quelle persone che in una settimana hanno mangiato lumache e loro non trovavano nient'altro, loro mettevano la mano in mezzo a cose così, e c'era una delle squadre che non c'era riuscita neanche a fare fuoco, e quindi io ho detto penso che io riuscirei perché io sono forte, penso che in mezzo alla fame, penso che lì quando sei disperato tu riesci, io riuscirò, convinta, ma ho guardato tutti, io vorrei andare in questo posto, se ci fossi qua in Italia mi iscriverei, ho detto così. Il giorno seguente mi sono alzata, ho aperto la porta
nel cibo del mio gatto c'erano 2 lumache giganti, ma erano enormi, schifosi. Eu chiuso la porta e ho olhato, ecco! Ho detto, io non apro la porta finché non togli quella roba lì. E ho passato tutto il giorno con ansia di vomito, mi ricordavo quella cosa lì. E quindi ho capito che non posso andare in quel posto lì se non sono ancora preparata per mangiare lumache. Se io non sono ancora, se il mio schifo per queste cose, perché morirò o mollerò, uno dei due. Quindi qual è il nostro limite? Qual è il limite tuo? Tu stai pregando per qualcosa? Tu stai pregando per una situazione? Tu stai pregando perché Dio faccia nella tua vita, chiedendo per qualcosa che Dio faccia. Ma il tuo limite non ti sta impedendo di ricevere quello che Dio ha per voi? Il tuo limite forse non sta bloccando quello che Dio ha per voi? Il nostro limite non sta bloccando l'agire del Signore, la nostra incredulità non sta bloccando. Noi capiamo che a volte noi chiediamo con la nostra bocca, ma non crediamo con il nostro cuore vivamente che il Signore lo può fare. Perché la nostra incredulità, le nostre braccia, tutto quello che noi abbiamo cercato di fare non è andato bene. E quindi, Signore, se tu puoi fare qualcosa, fai. Ma io già desistito di questa situazione, non lo so. Quando noi comprendiamo e intendiamo i nostri limiti, noi cominciamo a pregare come quest'uomo qua. Quando noi comprendiamo che ogni cosa è possibile a chi credere, ma la nostra fede è stata banalizzata da tutte le altre cose che ha distrutto la nostra comunione con Cristo, la nostra vera comunione con Cristo, noi cominciamo a pregare come quest'uomo qua. E io ho cominciato a pregare, Signore, io credo che il Signore può fare, ma io non vedo soluzioni, Gesù, ma vieni in aiuto alla mia incredulità. Vieni in aiuto alla circostanza che io non posso, Signore. Vieni in aiuto in questo momento, Signore, e agisci in me, Gesù. Agisci in me, Gesù, perché eu so che io non sto camminando conforme il Signore vuole. Queste cose non stanno succedendo perché io non credo abbastanza. Vieni in aiuto alla mia incredulità. Oggi io voglio che tu pensi a questo. Oggi io voglio che tu capisca questo. E hoje eu voglio que tu compreenda questo. Eu não voglio que tu esca da qua pensando que nós siamo dei super-eroi e que nós não siamo attaccati, que nós siamo invincibili. Dio è invincibile, Dio è insuperabile, Dio è grandioso, Dio è inigualabile. Noi siamo carne mortale, ma con Dio noi possiamo le cose, non senza Dio. Non che noi usiamo Dio come un amuleto, Dio fai questo per me e lo farà. Ma se tu credi vivamente che Dio lo può fare, Lui lo può fare. Se tu credi che Dio può trasformare, Dio può trasformare. Questo uomo ha portato il suo figlio in mezzo a una disperazione, ma lui comprendeva e sapeva qual era il suo limite. Il suo limite era la sua incredulità. E il Signore ti invita a fare questa preghiera. Invito il gruppo di lode a salire qua. Il Signore ti invita a fare questa preghiera. Il Signore ti invita a riconoscere questo. Il Signore ti invita a dichiarare questo. Vieni, Signore, incontro alla mia incredulità. Vieni incontro, Signore, al mio cuore. Vieni incontro al mio pensiero, Signore, che mi allontana da te. Vieni incontro alle circostanze, Signore, che mi allontanano da te. Vieni incontro, Signore, aquela freddezza spirituale. Noi dobbiamo essere capaci di sapere quando noi siamo freddi nella fede. Noi dobbiamo essere capaci di comprendere quando siamo freddi nella fede. Quando la freddezza ha preso il sopravvento del nostro cuore. E questo ha generato in noi una incredulità. Ma il Signore è disponibile in ogni momento
Perché ogni momento che tu crederai e dichiarerai questo, vieni in aiuto alla mia incredulità, il Signore ti aiuterà. Il Signore ti riempirà di fede. Il Signore ti dirà: eccomi qui, io posso guarire tuo figlio. Eccomi qui, io posso trasformare la tua famiglia. Eccomi qui, io posso aprire una porta dove tu non sei riuscito ad aprire. Eccomi qua, io posso prosperare la tua vita. Eccomi qua, io posso salvare il tuo marito. Eccomi qua, io posso salvare la tua moglie. Dio può fare. Ma quando noi ci alziamo e dichiariamo: Dio, vieni incontro alla mia incredulità. Tu puoi alzare la tua mano e chiudere i tuoi occhi. Chiudere i tuoi occhi. Eu so che alcuni di noi hanno una resistência nel cuore, eu so che alcuni di noi siamo abituati già a vivere le circostanze della vita. Ma io credo che noi che crediamo in Cristo non dobbiamo vivere di circostanze, ma vivere di potenza di Dio. E credere che Dio può fare cose sovrannaturali, che Dio può agire in modo sovrannaturale. Dio non ti ha chiamato per vivere di circostanze. Dio non ti ha chiamato per credere a quello che altri dicono che tu puoi o non puoi fare. Dio ti ha chiamato per credere che ogni cosa è possibile se tu credi in Lui. E se il tuo cuore oggi dice questo, se il tuo cuore è disperato, se il tuo cuore è ansioso, se il tuo cuore è bugiardo e dici che non c'è soluzione per tutti gli altri, ma per la tua famiglia, per la tua casa non c'è. Oggi Dio dice: io posso fare. Io posso fare. Ogni cosa è possibile per chi crede. Tu puoi dire così: Dio, 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 aiutami alla mia incredulità. Dio, vieni in aiuto alla mia incredulità. Dio, vieni in aiuto alla mia incredulità. Qual è il limite che ti blocca? Qual è il limite che lascia da parte la potenza di Dio? Qual è il limite che blocca l'agire di Dio nella tua vita? Qual è il limite che tu hai messo? Qual è il tuo limite? Qual è la circostanza che non ti fa muovere nel sovrannaturale? Qual è la circostanza? Io non sto parlando qua da supereroina. Prima ho detto che io ho urlato al Signore: aiuta, Signore, aiutami, Signore, aiutami, Signore. E io chiamo ancora una volta: vieni in aiuto, Gesù, alla mia incredulità. Vieni in aiuto alla mia incredulità. La parola di Dio è nella tua casa. La preghiera è nella tua casa. Tu puoi fare questo, tu puoi parlare questo. Quanto tempo tu stai spendendo per Dio? Quanto tempo tu stai alimentando la tua fede in Dio? Perché questo limite non sia più un blocco dell'agire di Dio. Non è un compito del pastore il muovere sovrannaturale di Dio. Non è un compito, è un compito tuo genitore, è un compito tuo marito, è un compito tuo madre, è un compito tuo padre, è un compito tuo figlio, è un compito tuo moglie. Di
allontanare questo limite, dichiarando: Gesù, vieni incontro oggi alla mia incredulità, a quello che mi ha allontanato da te, Gesù. Ti chiedo di alzare in piedi in questo momento. E dichiariamo questa canzone. Dichiariamo questa canzone insieme. E che tu non smetta di riflettere in questo. Qual è il mio limite? Qual è il limite che io sto mettendo? Qual è il limite che non lascia che l'agire di Dio succeda nella mia vita? Qual è il limite, il blocco perché il miracolo succeda, perché qualcosa cambi, perché io possa credere vivamente che Dio può fare? Lottiamo con armi di fede e niente ci resisterà, noi lo adoriamo. E tutte le difficoltà, e tutte le difficoltà, Il nostro Dio nostro Dio le vincerà, noi lo adoriamo. Vittorioso è nella tempesta, sei il tuo nome infallibile, i regni cambiano, ma Dio non cambia mai, il tuo nome immutabile. L'inferno non trionferà e nulla ci impedirà. Noi lo adoriamo. dichiara ancora una volta l'inferno. L'inferno non trionferà e nulla ci impedirà. Noi lo adoriamo. Ancora una volta L'inferno non, l'inferno non, l'inferno non, e nulla e nulla
Se tu vuoi venire davanti in questo momento e dichiarare, Signore, vieni in aiuto alla mia incredulità, Gesù. Io sono la prima a dichiarare, vieni in aiuto alla mia incredulità, Gesù. Vieni in aiuto alla mia incredulità, Gesù. Vieni in aiuto, Signore, muovi Gesù, muovi il mio cuore per vivere, Signore, perché io voglio credere che ogni cosa è possibile, perché io voglio dichiarare che ogni cosa è possibile, perché io voglio credere che ogni cosa è possibile, perché io voglio credere che tu puoi risuscitare i morti, io voglio credere che tu puoi salvare mio figlio, io voglio credere che puoi restaurare la mia casa, io voglio credere che tu puoi liberarmi di questa ansietà, di questa depressione. Io voglio credere in questo, Gesù. Io voglio credere in questo, Gesù. Io voglio credere. Vieni incontro alla mia incredulità, Gesù. Vieni incontro, Signore, a ciò che io ho messo come limiti, Gesù, davanti a te, Gesù. Vieni incontro, Gesù. Come un tuono, come un tuono impetuoso e grandioso. Vieni incontro alla mia incredulità, Gesù. Vieni incontro alla mia incredulità, Gesù. Vieni, Gesù, incontro alla mia incredulità. Come un tuono, come un tuono. Vieni incontro alla mia incredulità. Vieni incontro alla mia incredulità, Gesù. Io credo che tu puoi fare. Io credo che tu puoi fare. Io credo che tu puoi fare. Come un tuono. Come un tuono impetuoso, il potente è, grandioso è, che venga al cielo, noi dichiariamo, il potente è, grandioso è, come Noi crediamo in te, Gesù. Noi crediamo in colui che ha fatto. Noi crediamo a colui che ha portato quel popolo davanti al mare e non ha lasciato quel popolo morire lì, ma ha aperto un mare sovrannaturalmente perché quel popolo passasse, attraversasse. E tu hai mantenuto la tua parola perché qualcuno ha creduto in te che tu lo potevi fare. Signore, noi crediamo, Signore, nel Dio che ha portato quel popolo a girare intorno a quelle muraglie e 7 volte, e 7 volte, e 7 volte e li hanno annullato e quelle muraglie sono cadute per terra. Noi crediamo, Gesù, noi crediamo, Gesù, noi crediamo, Gesù, in quel Dio che ha liberato Daniele dalla cova, dalla fossa dei leoni, che non gli ha lasciato il figlio tuo morire lì. Noi crediamo in Dio che ha liberato Sadraco, Mesach e Abednego in quella fornaccia di forno, di fuoco ardente. Noi crediamo, Gesù, noi crediamo in quel Dio che ha liberato questo ragazzo da demoni. Noi crediamo questo Dio che ha liberato questo bambino da quando era nato e viveva e continuava
continuava, ma tu lo hai fatto e noi crediamo in te, Gesù. Noi crediamo in te, Gesù. Noi crediamo nel Dio che ha salvato i ricusanetti. Noi crediamo nel Dio che ha liberato quel ragazzo che un giorno era drogato, che il nemico aveva un decreto di morte sulla sua vita, ma tu l'hai portato qua e oggi lui è il nostro pastore. Noi crediamo in colui che ha salvato la vita di Eduardo dos Santos, che ha salvato lui e che lui ha accettato, Signore, di battezzarsi quando aveva 60 anni. Ha incontrato Gesù. Noi crediamo in colui che ha guarito Alberto. Noi crediamo in colui che ha guarito Tainara. Noi crediamo in colui che ha guarito Katia Gomes. Noi crediamo in colui che ha guarito Rosy. Noi crediamo in colui che ha guarito Sandra. Noi crediamo in colui che ha guarito Gleice. Noi crediamo, Signore, in colui che ha guarito Pedro, Gesù, che è un miracolo di questa chiesa. Noi crediamo, Gesù. Noi crediamo, Gesù. E se il mondo sta vantando e si sta vantando e dicendo che nessuno più crede in Dio, noi siamo qui, Gesù, per dire, Signore, che ogni nostro limite, Signore, cadrà per terra, e ogni nostra incredulità cadrà per terra, Signore. Ogni nostro dubbio cadrà per terra, Gesù. E che il Signore oggi è venuto all'incontro della nostra incredulità. Che Dio è venuto oggi all'incontro, in aiuto al nostro limite, Gesù. E che da oggi in poi noi dichiareremo, noi grideremo, Gesù, tu puoi fare. Tu puoi fare. Tu puoi fare, tu puoi fare, tu puoi fare, perché io credo in te, Gesù. Tu puoi cantare così. Se io credo in te, se io credo in te, sovrannaturale sei. Se io credo in te, se io credo in te, sovrannaturale sei. Bambini, noi crediamo in un Dio sovrannaturale, al di sopra di ogni supereroe che vi hanno raccontato le storie. Il nostro Dio è insuperabile. La misura della potenza di Dio non si può misurare, e non lasciare che nessun altro dica il contrario di questo. Il nostro Dio è invincibile. Il nostro Dio è al di sopra di ogni circostanza. E se voi pregate a Dio, e se voi pregate al Signore, e se voi chiedete al Signore, Dio può fare nella vostra vita. Anche se siete piccoli, anche se ancora non avete avuto tanta esperienza, provate a chiedere al Signore, provate a pregare al Signore, provate a chiedere una dimostrazione della potenza di Dio. Se io credo in te, sovrannaturale, dichiari questo. Se io sovrannaturale sei. Se io credo in te, sovrannaturale sei. Se io credo in te, se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. podem declarar isso? Se pedimos, declare. Jesus virá Como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá
Spirito Santo. Metti la mano nel tuo cuore in questo momento. Spirito Santo, che tuo Spirito Santo incontri il nostro cuore, incontri la nostra anima pronta per ricevere Gesù. Pronta per ricevere Gesù, pronta per ricevere Gesù, pronta per ricevere Gesù, pronta per ricevere Gesù. Pronta per ricevere Gesù, pronta per ricevere Gesù. Spirito Santo, pronta per ricevere, Signore, non lasciare che noi usciamo di qua con la nostra incredulità che ci muove ancora dentro di noi. Non lasciare ancora che noi usciamo di qua con l'incredulità che domina nella nostra mente, Gesù. Non lasciare che noi perdiamo i nostri giorni, Signore, lontani dalla Tua presenza, pensando, Signore, che noi stiamo vincendo qualsiasi cosa, Signore, ma il nostro cuore è lontano da Te, Gesù. Non lasciarci, Signore, uscire da qua senza quell'incredulità che domina la nostra anima, Gesù. Non lasciarci uscire da qua, Gesù, senza, Signore, intendere e comprendere, Signore, che noi abbiamo bisogno di pregare a Te e chiedere il Tuo aiuto, Gesù. Chiedere il Tuo aiuto. Vieni in aiuto la mia incredulità, Gesù. Vieni in aiuto la mia incredulità, Gesù. Vieni in aiuto la mia incredulità, Gesù. Signore, che i nostri cuori, Signore, siano convinti, Signore, siano convinti di ciò che il Signore vuole fare in noi, Gesù. Che i nostri cuori, Gesù, siano convinti, Gesù, di ciò che il Signore vuole fare tramite noi, Gesù. Signore, che noi non possiamo essere pronti, Signore, ma che noi possiamo essere convinti, Gesù. Convinti, Gesù. Convinti, Gesù, che la nostra incredulità non possa bloccare questo, Gesù, che la nostra incredulità non possa agire nel nostro cuore, che la nostra incredulità non possa dominare la nostra mente, che la nostra incredulità non possa, Signore, guadagnare spazio dentro di noi, che la nostra incredulità non possa guadagnare spazio nella nostra casa, nella nostra famiglia, nella vita dei nostri figli, nella vita dei nostri mariti, nella vita delle nostre mogli, Signore, che la incredulità non venga, Signore, presa di sopravvento nella nostra Chiesa, Gesù, questa Chiesa del Signore Gesù, e noi vogliamo e vivremo e 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 vogliamo e vivremo i sovrannaturali, e noi vogliamo, Signore, e noi vivremo, Signore, perché ogni cosa è possibile a chi credi, e io credo, Gesù, e la tua Chiesa credi, e ognuno di loro crede, Signore, perché oggi, Signore, è venuto in incontro alla nostra incredulità e ha tolto da noi, Signore, il blocco che c'era tra noi e il miracolo, tra noi e la promessa, tra noi e il proposito, tra noi e quello che il Signore vuole fare, Gesù, perché tu puoi fare, Gesù. Prendi cura del nostro cuore, Signore, prendi cura della nostra mente, prendi cura, Signore, di ogni muscolo del nostro corpo che sia indebolito, Signore, che sia, Signore, perso le forze, Signore. Prendi cura, Signore, prendi cura, Signore, prendi cura, Signore, prendi cura, Signore, che noi possiamo camminare con autorità in questa terra, che noi possiamo camminare, Signore, come gli eletti del Signore, il sacerdozio reale, che noi possiamo camminare sapendo, Signore, che noi crediamo nella promessa di Dio per questa nazione, per questa Chiesa e per questa casa, Signore, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amém. Amém. Amém, Liam. Amém. Glória a Dio. Più forte per il Signore. Io credo, Signore, in te. Alleluia. Alleluia. Amém. Siete pronti per fare e cantare? E tanti auguri a te. Chiamiamo qua i nostri, le persone che hanno fatto compleanno questa settimana. Se c'è qualcuno, c'è la Dieula, però non è qui. C'è anche la Vanessa, però non è qui. Stanno festeggiando il loro compleanno senza di noi. Non ci hanno invitati. Potete accendere le luci. Alleluia. Nessuno fa il compleanno? Qualcuno vai fare il compleanno oggi solo per cantare tanti auguri? Maria, quando hai fatto il compleanno, Maria?
Onde? 26 de maggio? Marzo, sei salita qua sopra? La Maria non è salita qua sopra. Il 26 marzo lei ha fatto il compleanno, però era un po' di tempo che loro non venivano in chiesa, quindi oggi canteremo tanti auguri alla Maria. Vieni Maria! Dobbiamo festeggiare così, non abbiamo festeggiato, vero? Insieme a te. Non abbiamo festeggiato. Tu hai fatto la torta? E perché non c'eravamo noi? Solo insieme alla tua famiglia? E anch'io faccio parte della tua famiglia, siamo uno in Cristo. Cantiamo tanti auguri alla Maria, gente. Che bello che c'è la Maria oggi, da tanto tempo che non veniva. Quindi approfittiamo. Amen? Siete pronti, musicisti? È la musica più difficile per i musicisti, è questa qua. Aspetta, facciamo la preghiera prima, vero? Vedo così le mani. Penso che non fanno così le mani per cantare tanti auguri, vero? Amen, preghiamo per la Maria. Che sorpresa, vero Maria? Amém, Signore, noi preghiamo per Maria, Signore. Signore, è da un po' che non la vediamo, Signore, ma è un piacere averla qua, Gesù. Signore, noi benediciamo, Signore, quest'anno su, Signore, noi dichiariamo benedizioni sulla sua vita, sulla sua casa, sulla sua famiglia, Signore. Sulla vita di Pedrinho, Signore, che è un miracolo per noi, Signore, che è un miracolo che noi abbiamo visto, Signore, nella sua vita, Signore. Noi dichiariamo benedizioni sulla sua famiglia, Signore, che loro possano vivere un tempo, Signore, gioioso alla tua presenza, Signore. Que o Senhor possa benedire a vida della Maria, que ele possa crescere sempre, Signore, avendo in mente che il Signore è il Signore della sua vita, della sua casa, della sua famiglia, Padre. Nel nome di Gesù, amém. Amém. Si piange, si ride, si canta tanti auguri. Domani torna mio marito, glória a Dio. Hoje ho dovuto camminare da là di Dio fino a qua. Il mio telefono ha detto, forse ti stai... sta succedendo qualcosa, non hai mai camminato così tanto. Cosa si fa adesso? Adesso si fa la preghiera, vero? Di nuovo. Amém? Preghiamo e ringraziamo il Signore. Ringraziamo Dio per quello che sta facendo, amém? Grazie, Signore, per ogni persona che è stata qua, Signore. Grazie per ogni persona, Signore, che ha partecipato a questo momento di adorazione, Signore. Signore, noi benediciamo, Signore, quelle persone che sono in ferie, che stanno viaggiando, che stanno avendo un tempo con le loro famiglie, Signore, che stanno, Signore, riposando in questo momento, Signore. Chiediamo che anche noi possiamo andare, Signore, che non può andare, Signore, che non è andato ancora, Signore, che il Signore possa permettere, Signore, che loro possano avere un tempo di riposo in ferie nel nome di Gesù, Padre, che possiamo avere una settimana benedetta la Tua presenza, Signore, che i nostri mariti domani, quelli che sono saliti in quella montagna, possano ritornare tranquilli, sereni, Signore, e vivendo lo straordinario di Dio in quel tempo, Signore. Noi ti ringraziamo per ogni vita, per ogni visitante, per ogni persona, per ogni bambino, Signore, che ha partecipato, Signore, e noi ti onoriamo, Signore, nella Tua presenza in questo luogo, Padre. Che l'amore del Signore rimanga, che l'amore e la grazia del Signore rimanga nel nostro cuore. Amém? E in quanti siamo?